Ragazzi, oggi voglio parlarvi in modo diretto. Questo non sarà il classico video dove giochiamo, vediamo partite di scacchi, le commentiamo, vediamo strategie, ma devo fare una comunicazione che riguarda tutti coloro che seguono questo progetto. Perché purtroppo è arrivato il momento di prendere una decisione che, ahimè, rimando da tanto tempo. E questa decisione riguarda l'Accademia di Motoscacco. Quando nel lontano 2019 ho creato l'Accademia di Motoscacco, l'idea era quello di creare un posto online, cercare di creare il miglior posto online in Italia dove poter giocare, crescere, confrontarsi con altri pari. Un posto dove non ci fossero semplicemente dei video, guarda questo, dopo questo e poi migliori, ma una vera e propria community dove hai a che fare con giocatori del tuo livello, ma anche del livello più alto, dove poter essere anche ispirato da loro e dal loro percorso che hanno fatto all'interno dell'Accademia. Hai i tutor, i nostri maestri di scacchi che commentano le tue partite in tempo zero ormai, hai l'accesso a tutti i seminari, sono 52 l'anno più le precedenti registrazioni di tutti gli anni precedenti. Quindi la possibilità di partecipare a tornei e tutto questo con l'obiettivo di portare qualsiasi giocatore al punteggio di 1500 punti nel gioco online. E c'è da dire che diversi di questi studenti hanno ben superato questo punteggio e le varie testimonianze che magari faccio comparire qui di fianco ti faccio vedere che alcuni sono andati a 1800, 1900 e anche a 2000 punti. Sono felicissimo. Negli anni questo fenomeno, questa accademia nata diciamo in modo amatoriale nel 2019 è cresciuta tantissimo. Oggi chi entra nell'accademia ha accesso a più di 220 lezioni pronte per essere seguite, l'accesso a tutti i seminari settimanali che vengono fatti e l'accesso alle registrazioni degli scorsi seminari. Ogni seminario dura circa dai 90 minuti in su, quindi è tanta roba. Un maestro di scacchi che video commenta la tua partita e ti dice nel filo e per segno che cosa è andato storto nella tua partita e che cosa puoi migliorare, accesso a un database organizzato per apertura e punteggio di tutte le partite commentate fatte dai tutor di tutti gli studenti dell'Accademia. E di tutto questo ne sono molto orgoglioso, proprio perché tutti questi piccoli servizi sono stati aggiunti per cercare sempre di dare più valore fino ad arrivare all'assetto finale che abbiamo deciso di realizzare oggi. Però voglio dirvi una cosa in totale trasparenza, così come ho sempre fatto all'interno di questo canale, che ultimamente, soprattutto negli ultimi anni, le spese di gestione per tenere in ballo tutto ciò sono veramente schizzate alle stelle. Vi faccio qualche piccolo esempio concreto. Per esempio, la piattaforma dove si appoggia la Motoscacco Academy, che non è una piattaforma proprietaria, ma paghiamo un abbonamento per rimanere su quella piattaforma, prima ci costava $1.400 l'anno, adesso da giugno 2025 ci costa 3.700, più del doppio, senza tenere conto di tutte le percentuali che si trattiene la piattaforma stessa ogni volta che uno studente si iscrive, cioè il 2% che si trattiene la piattaforma più il 4% della transazione della carta di credito più 30 centesimi ad ogni transazione. Poi ci sono i software, miliardi di abbonamenti a quel software che ti aiuta a fare questo che ti aiuta a fare questo che ti aiuta a fare quest'altro, senza questo non puoi fare questo, quindi andiamo avanti e anche lì ogni anno alzano sempre i costi. E infine dal 2022 Motoscacco è diventata una realtà diciamo un pochettino giuridicamente più importante perché è diventata una SRL, una società, e ovviamente i costi di gestione di una società sono ben diversi rispetto a quelli di una partita IVA individuale. Ma la cosa più importante e anche il costo principale è che dietro a Motoscacco non ci sono solo io, ok, nella maggior parte delle volte vedete questo faccione, ma ci sono tante altre persone che magari non vedete e non avete mai visto che ci lavorano. C'è il video editor che edita tutti i video di Motoscacco e dell'Accademia, quindi una persona che sta al computer tutto il giorno per tagliare e montare video e farli uscire. C'è una persona che si occupa invece di gestire le pagine come Instagram, Facebook, TikTok. Io non posso sdoppiarmi, non posso essere ovunque, quindi è giusto che ci sia una persona che si occupa solo di quello e di cercare di mantenere viva e attiva la pagina. Poi ci sono gli insegnanti di Motoscacco che videoanalizzano tutte le partite degli studenti dell'Accademia. Prima, fino a qualche tempo fa, le analisi erano striminzite 3-4 minuti e magari arrivavano dopo 2-3 giorni. Adesso abbiamo dato un altro taglio. Adesso chi vuole un commento lo deve ricevere nel giro di poche ore, perché se lo mandi 2 giorni dopo si è anche già dimenticato la partita che ha fatto. Quindi commenti rapidi, molto in profondità, commenti anche di 10 minuti di video analisi per ogni partita, e tutto questo ovviamente ha un costo differente. Però ovviamente la qualità paga sempre e ti lascio qualche commento qui sopra che puoi leggere degli studenti che sono molto soddisfatti di questo servizio. In più, per non farci mancare nulla, da gennaio abbiamo assunto i primi dipendenti che si occupano del reparto spedizioni
e il lato amministrativo, fatture, cose varie e anche di assistenza ai nostri canali ufficiali che sono la nostra email e il nostro canale WhatsApp. Tutto bello, fantastico, tutte queste migliorie, tutto questo obiettivo di crescita, ma di fatto i prezzi degli abbonamenti dell'Accademia sono rimasti fermi ad anni fa. L'Accademia, come ti dicevo, è partita molto snella, pian piano ci sono aggiunti questi servizi e il costo era di 29 euro al mese. Questo costo è stato bloccato per un sacco di anni e c'è stato un piccolo ritocchino circa un annetto fa dove siamo all'attuale prezzo che è di 34 euro al mese. E ti dico la verità, anche col ritocchino di prezzo si fa molto fatica a far quadrare i conti. Ho rimandato questa decisione tantissime volte perché comunque la mia idea era quello tramite un prezzo accessibile, quello di una mini cena che salti una volta al mese, di poter entrare all'interno dell'Accademia e trovare tutto il materiale che ti serve per studiare, per migliorare a scacchi e trovate il materiale di altissima qualità e lo confermano le vostre recensioni di 4,7 su 5 su Trustpilot e di questo siamo felicissimi. Però ad un certo punto bisogna anche essere realisti e pragmatici. Se vogliamo continuare a far crescere questo progetto e mantenerlo con la stessa qualità, se non aumentarla, ed è quello che mi auguro, il prezzo deve cambiare. Per questo motivo abbiamo deciso che dal 3 aprile i prezzi di ingresso all'Accademia avranno un rimodellamento. Si passerà dai 34 euro mensili attuali per entrare nell'Accademia ai 49. Ovviamente se prendi il piano annuale c'è sempre il super sconto, così come c'è tuttora. E in tutta onestà credo che questo nuovo prezzo dia un pochettino più giustizia a tutto il valore che una persona trova entrando all'interno dell'Accademia. Ti lascio qui in sovraimpressione il commento di Mimmo, uno studente che dice che solo le registrazioni degli scorsi seminari e il database di partite suddiviso in apertura e punteggio di tutte le partite commentate, già solo quello va all'abbonamento ed è una piccolissima parte di quello che è incluso nell'abbonamento. Però voglio fare una cosa in pieno stile Mattoscacco. Mattoscacco si basa su 3 pilastri: trasparenza, sincerità ed umiltà. Questi credo che ci distinguono dal 99% dei nostri competitor o più in generale da tutte le altre aziende. Per esempio, ricordo che l'estate scorsa il sito andò down per 3 giorni. Per 3 giorni coloro che avevano pagato l'abbonamento non potevano vedere i contenuti. Che cosa abbiamo fatto? Nonostante era una cosa che non dipendesse da noi, abbiamo rimborsato in quota percentuale quei 3 giorni che gli studenti non hanno potuto usufruire, così come è giusto che sia. Normalmente però cosa succede? Chi ha un minimo di esperienza lo sa, che paghi un abbonamento a internet di casa, a Team, poi si mettono a fare dei lavori per una settimana, tu non c'hai internet a casa, e da chi vai a protestare? Chi ti ridà quell'abbonamento, quella parte di abbonamento che non hai usufruito per quel mese? Nessuno. Oppure quando facciamo i lanci di nuovi corsi e di nuovi servizi, come per esempio c'è stato recentemente il lancio di Tattica Mastery, noi prevediamo una finestra temporale dove è possibile accedere con un fortissimo sconto al corso. Dopodiché, finita quella finestra, il costo del corso sale al suo prezzo, al suo valore originale e quel prezzo lì non ritornerà mai più, anche se in futuro ci sarà magari qualche offerta, ci sarà il Black Friday, eccetera. È impossibile che si ritornerà ad avere quel prezzo. Questo perché ci mettiamo la faccia, ci mettiamo il nome. Mattoscacco è un'azienda seria, un'azienda di fiducia e non siamo quelle pentole di Mastrota dove è l'ultimo giorno che puoi entrare e poi dopo una settimana trovi ancora lo stesso prezzo e poi non vogliamo che chi è entrato dice cazzarola, io però sono stato spinto ad entrare perché mi dicevano che quel prezzo ci stava solo in quel periodo lì e poi mi sono fregato perché in realtà 2 mesi dopo ho visto che hanno fatto la stessa offerta un'altra volta. Ecco, queste pratiche sono quelle che fanno guadagnare di più alle aziende, però io credo che il nome, la fiducia valgono più di qualche spicciolo. Infine, la cosa più importante è che da oggi fino al 3 aprile sarà ancora possibile entrare nell'Accademia al prezzo di 34 euro al mese. Ma la cosa più importante è questa: se entri ora, quel prezzo rimane tuo bloccato a vita. Anche se fra 5 anni faremo un ulteriore rimodellamento del prezzo perché c'è l'inflazione, tu hai bloccato quel prezzo. E non ti verrà mai aumentato di un solo centesimo, così come non è mai aumentato di un centesimo il prezzo dell'abbonamento di chi ci segue e ci ha dato fiducia per anni. Chi entra a un determinato prezzo deve essere sicuro che il prezzo rimanga quello per sempre e non vivere col patema d'animo che le cose possono cambiare in corso d'opera. Ma secondo voi, perché un'azienda come Iliad, che se non sbaglio è un'azienda francese, in poco tempo si è preso il 15% delle quote di mercato della telefonia mobile? Per farvi capire, Team ha il 25%, quindi siamo lì molto vicini, perché semplicemente Iliad dice il costo è 7 euro a vita, punto. Quello che fanno invece gli operatori, e tutti noi siamo passati da Vodafone a Team e poi da Wind eccetera, uno perché cercando di approfittare delle varie offerte, 2 perché ogni tanto dal nulla ti arrivava l'SMS che questi ti aumentavano il costo dell'abbonamento.
Perciò ho fatto questo video perché era giusto secondo me comunicare questo aumento. Per chi è già dentro l'accademia non cambierà nulla, si troverà sempre il servizio migliorato e il prezzo sarà sempre quello, ma questo video era per dare la possibilità a chi magari voleva provare l'accademia di farlo in questo periodo, perché poi dal 3 aprile si andrà a ottenere il nuovo aumento. Ti lascio qui sotto il link in descrizione e ti ricordo che l'accademia è sempre in costante evoluzione e vedrete che dal 4 di aprile ci sarà un nuovo piano d'abbonamento. Attualmente abbiamo il piano mensile, il piano annuale e l'accesso a vita. L'accesso a vita sparirà per dare spazio a un nuovo piano che si chiama Matto Scacco 360 gradi, poi scoprirete bene di cosa si tratta, ma piccolo spoiler permetterà a chi vorrà di essere seguito a tu per tu con delle lezioni frontali individuali con un maestro di scacchi. Ok, quindi questa è l'ultima occasione per entrare nell'accademia col prezzo vecchio e bloccarlo, e dopodiché dal 4 di aprile le cose saranno un pochettino diverse. Ragazzi, io vi ringrazio dell'attenzione, ci tenevo a fare questa comunicazione un po' per tenervi aggiornati, abbiamo sempre fatto tutto insieme in trasparenza eccetera, vi ho portato con me in tutto ciò che è stato fatto nei tornei eccetera, nella costituzione della società, e quindi ci tenevo ad aggiornarvi. Bene, spero che anche se questo video non era un video didattico come i soliti l'abbiate apprezzato. Ci vediamo presto, ciao!